Un abbraccio o un bacio a una studentessa dodicenne? L'interrogativo fa da sfondo a una delicata e clamorosa indagine che coinvolge l'insegnante di una scuola media di Valdagno. Il controverso episodio sarebbe avvenuto durante una lezione, non nell'aula principale. I due erano da soli. L'allieva gli aveva chiesto di visionare un video. Il docente sessantenne nega con forza il contatto morboso e lo colloca in un contesto ben diverso. Nessun bacio e solo un abbraccio di solidarietà, a seguito del racconto di una vicenda dolorosa, equivocato dalla ragazzina perché i loro volti si erano accidentalmente sfiorati. La minore, arrivata a casa il giorno stesso, aveva raccontato turbata il fatto ai genitori, che dopo essersi consultati con un legale si erano rivolti ai carabinieri. C'era stata subito la segnalazione alla preside e al provveditorato e il docente era stato subito sospeso dall'insegnamento. Il giudice, su richiesta della Procura di Vicenza, nei giorni scorsi l'ha rinviato a giudizio e l'imputato sarà giudicato con il rito abbreviato la prossima estate. L'ipotesi da cui il docente deve difendersi è di violenza sessuale aggravata nella forma più lieve delle molestie. La famiglia della studentessa è costituita parte civile con l'avvocato Nicola Mele. L'insegnante ripete che si era trattato solo di un abbraccio. L'avvocato difensore, Agron Xanai, sul punto è categorico. Si trovavano in un'aula finestrata dove all'esterno dell'aula vi erano altri alunni che potevano assolutamente vedere all'interno, per cui nega con fermezza quanto viene riferito in capo di imputazione e cercherà di dimostrarlo dinanzi al giudice che quanto ipotizzato in realtà non corrisponde al vero.